copertura in crescita in Veneto sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'obbligo, ma ci sono ancora 21.000 bambini che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Il caso Banca Popolare di Vicenza, il GIP del Tribunale accoglie la richiesta dei legali e riduce l'ammontare dei beni sequestrati a Zonin e ad altri 4 imputati. Un'esplosione e le fiamme che divorano l'auto, ottantenne si toglie la vita a Vicenza, poco prima l'uomo aveva cercato di convincere la moglie a farla finita insieme. 3 arresti e 33 denunce, blitz anche in Veneto per un'operazione della polizia postale, scoperto uno scambio di migliaia di file pedopornografici. Dopo la bocciatura per la campagna di Pasqua, l'appello dei sindacati dei lavoratori melegati, presentare al più presto un piano di risanamento, fiducia al patron trevigiano di Ausbrand. In tutto il Veneto oggi le celebrazioni per il giorno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe, croci per troppo tempo sepolte nella storia. Tappa trevigiana oggi per il taxi speciale di Caterina Bellandi che gira l'Italia per portare il sorriso ai bambini che hanno affrontato storie di malattia e di dolore. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, l'apertura dedicata alle vaccinazioni, pubblicato oggi la sintesi del report della Regione del Veneto sulle coperture vaccinali. Coperture in crescita nel 2017 nella nostra regione, anche se rimangono ancora 21.000 tra bambini e ragazzi che non sono ancora coperti dalle vaccinazioni obbligatorie. Sentiamo. Vaccinazioni in Veneto è un quadro confortante quello che emerge dal report 2017 redatto dalla direzione regionale del Veneto. L'adesione ai vaccini in Veneto nella fascia d'età tra 2 e 16 anni è continuata a crescere sia prima che dopo l'obbligo imposto dalla legge Lorenzin. Tuttavia sono ancora 21.000 i bambini e ragazzi fino a 16 anni che non hanno ancora iniziato il percorso vaccinale. Di questi 8.500 sono in età prescolare da 0 a 6 anni e quindi sono a rischio di esclusione dalla scuola, dati regionali che sostanzialmente confermano il trend registrato nella Marca. In questo caso qua abbiamo un numero abbastanza considerevole, circa 600 o 500 anzi per essere esatti, i bambini minori che non hanno assolto a questo obbligo vaccinale. Io credo che arriveremo a richiamare ancora le famiglie per tentare un ulteriore approccio al fine di evitare appunto questo provvedimento importante che è quella della non ammissione a scuola. In generale nel Veneto, nella fascia d'età 2-16 anni, la copertura per 3 dosi di poliomelite, rappresentativi anche per i vaccini per polio, difterite, tetano, per tosse, epatite B ed emofilo, ha raggiunto il 95,5% ed il 94,7% per una dose di morbillo, rappresentativa anche per la parotite e la rosolia. Sul fronte degli inadempienti, i tecnici regionali fanno notare che si è ancora in attesa di determinazioni esaustive da parte del Ministero sul fatto se debbano essere sanzionati pecuniariamente o no i 29.000 ragazzi veneti che hanno iniziato il percorso vaccinale ma mancano di una o più dosi per completarlo. Ed ora il caso Banca Popolare di Vicenza, il GIP del Tribunale del capoluogo berico fa lo sconto ai sequestri di beni a Gianni Zonin. Il GIP del Tribunale di Vicenza fa lo sconto ai sequestri targati Zonin. A metà gennaio al banchiere vicentino e ad altri 4 imputati nel crack della Popolare Iberica venivano messi a sequestro beni per 1,75 milioni per evitare si disperdessero o mancassero le garanzie sul pagamento delle spese giudiziarie e altre somme dovute all'erario. Oggi lo stesso Tribunale ha accolto le richieste di riduzione avanzate dai legali di 2 degli imputati, stabilendo che è sufficiente un quinto di quella somma, cioè 346.000 euro, e decidendo così per la rimozione dei sigilli alla parte eccedente, ovvero 1,4 milioni. Questo perché il sequestro sarebbe stato eccessivo rispetto alle spese processuali. Emergenza profughi. Dopo la denuncia dei lavoratori dei centri d'accoglienza che minacciano lo sciopero, interviene la Prefettura di Padova. Sentiamo.
Dopo le proteste dei residenti, dopo le manifestazioni dei richiedenti asilo, adesso arriva anche la protesta dei lavoratori dei centri di accoglienza, un malessere profondo ad un passo dalla proclamazione di uno sciopero che avrebbe del clamoroso e darebbe forse la spallata definitiva alla crisi di un sistema sempre più messo in discussione. In preallarme per le proprie condizioni lavorative sono i 250 dipendenti dell'Aideco, spesso extracomunitari regolari, che operano in 14 centri con circa 2000 richiedenti asilo, oltre che nel capoluogo, nel Padovano, sono attivi a Bagnoli, quasi 300 profughi, Battaglia Terme, Monselice, Este e Montagnana. La prefettura tende la mano. Io ricevo tutti i sindacati per qualunque vertenza lavorativa, sicuramente saranno convocati, proveremo a fare una mediazione, a trovare una soluzione che sia la meno penalizzante per i lavoratori, così come facciamo quasi quotidianamente per 1000 altre vertenze sindacali. La maggior parte delle richieste di asilo vengono respinte e per ridurre la pressione dell'emergenza profughi bisogna proprio anche snellire le procedure che stabiliscono chi possa rimanere in Italia. Già da agosto un decreto ha modificato le modalità di ricorso. In attesa di una sentenza fino al secondo grado di una corte d'appello passa del tempo che questa persona rimane in un limbo senza sapere se ha diritto o no, o se deve essere espulso o deve rimanere. La cronaca maxi operazione contro la pedopornografia, perquisizioni anche in Veneto. Perquisizioni anche in Veneto all'alba di oggi nell'ambito di una maxi operazione della Polizia Postale contro la pedopornografia. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Salerno, che ha ordinato l'arresto di 3 persone denunciandone altre 33 e disponendo 37 perquisizioni. L'indagine ha portato a sequestrare ingente materiale pedopornografico in un archivio nascosto nel deep web denominato la Bibbia 3.0, contenente migliaia di file di fotografie e video ritraente giovani ragazze nude e in pose a sfondo sessuale. L'inchiesta ha permesso di ricostruire il contributo alla composizione dell'archivio fornito dai partecipanti alla chat, identificando quelli che inviavano le foto dell'ex fidanzatina o della sorella minore di 12 anni rubate da telefoni e computer in riparazione, oppure immagini di ragazze minorenni sottratte da profili pubblici. Dei 3 arrestati, 2 sono accusati di detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico, 1 di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, oltre al sequestro di centinaia di supporti informatici contenente migliaia di file pedopornografici. Un'esplosione e le fiamme che divorano l'auto. 80enne si toglie la vita a Vicenza. Macabro ritrovamento dei vigili del fuoco, e poco prima l'uomo aveva cercato di convincere anche la moglie a farla finita insieme. Lo scoppio, le fiamme, l'allarme lanciato da alcuni passanti, poi l'intervento dei vigili del fuoco e la terribile sorpresa. Un corpo carbonizzato all'interno di quella vettura diventata una tomba infernale. E un giallo, quello di stamane a Vicenza, risolto in poco tempo a svelare una storia di disperazione. Perché il corpo apparteneva a un pensionato 80enne che aveva deciso di farla finita. E in particolare, ancora più inquietante, aveva cercato di convincere la moglie a farla finita insieme a lui. È quanto la stessa donna ha raccontato alla polizia. Il marito viveva uno stato di profondo disagio psichico dopo un incidente occorso di 2 anni fa e questo l'ha spinto al gesto estremo. Avrebbe voluto che la moglie lo seguisse nel tragico destino, ma la donna ha rifiutato, sottovalutando quanto stava per accadere. Forse certe frasi le aveva già sentite tante volte e non ha dato peso alle sue parole, stavolta invece decisive. Al no della donna, infatti, l'80enne è uscito di casa, come faceva ogni mattina per svolgere piccole commissioni, ed è salito sulla sua auto, sulla quale è stato poi trovato morto in una zona di campagna nel quartiere Sant'Agostino, alla periferia ovest di Vicenza. Sulla vicenda c'è un'inchiesta in corso. Secondo i primi accertamenti, l'anziano potrebbe aver usato una tanica di benzina per appiccare il fuoco alla vettura mentre si trovava al suo interno. Un orribile addio alla vita. Truffavano gli anziani per strada regalandogli una cassetta di frutta in cambio di un'offerta libera, ma poi quando l'anziano tirava fuori il portafogli veniva scippato. Sgominata una banda di napoletani. Sentiamo. L'ultimo scippo questo venerdì all'ora di pranzo. In 2 si sono avvicinati a un pensionato di 80 anni a passeggio con la moglie in via Puglie a Camin. Gli hanno offerto in regalo una cassetta di mandarini in cambio di una libera somma di denaro. Appena l'anziano ha aperto il portafoglio, uno dei 2 malviventi gli ha preso da dentro il taccuino una banconota da 500 euro ed è scappato con il complice su un doblò bianco.
Ma i carabinieri erano appostati in zona perché almeno da dicembre tenevano d'occhio il duo di ladri e dopo un inseguimento a tutta velocità in autostrada fino al casello di Martellago nel Veneziano ha fermato Mario Pintore, 34 anni, e Domenico Corcione, 39, entrambi di Afragola nel napoletano. Ai due contestano anche uno scippo eseguito nella stessa maniera a Mestre, sempre a un ottantenne. È un modo bieco, disonesto di avvicinare appunto questi anziani sulla pubblica via e offrire, ecco, questa frutta come gesto anche di cortesia e il risultato è in realtà un modo di approccio alle vittime, quindi una fascia più debole, per appunto frodarli e portare via loro quelli che possono essere risparmi mensili. I carabinieri sono convinti che i due arrestati ieri avessero due complici, conterranei e probabili autori di un altro furto con strappo o scippo avvenuto a dicembre ad Arzergrande in via Bassa ai danni di un 81enne che era stato avvicinato anch'egli da due uomini con accento napoletano e derubato di 200 euro mentre cercava nel portafoglio del denaro per sdebitarsi dall'offerta di una cassetta di frutta. I carabinieri fanno appello ad altri anziani raggirati dalla banda di napoletani perché facciano denuncia. Un ultimo fastidioso particolare: la frutta proposta disinteressatamente dai malviventi in omaggio agli ottantenni era ovviamente immangiabile, marcia. Dopo la bocciatura della campagna di Pasqua, l'appello dei sindacati dei lavoratori della Melegati presentare al più presto un piano di risanamento. In un lungo comunicato i sindacati ribadiscono la loro fiducia al patron trevigiano della Hausbrand, che dicono ha dimostrato di essere un imprenditore serio e responsabile, ma dicono i lavoratori stanchi di chi vende aria fritta e crea aspettative che non si possono concretizzare. Vigileremo attentamente sul suo intervento. Di illusioni ormai ne abbiamo digerite troppe, dicono i lavoratori. Restiamo in attesa di vedere se Hausbrand rispetterà quanto promesso. Intanto viene sospeso il presidio ed il personale rimane in cassa integrazione in attesa di ulteriori sviluppi. Ed ora la pagina politica. Sono stati presentati oggi a Padova i candidati in Veneto alle prossime elezioni del 4 di marzo per la lista Più Europa con Emma Bonino. Vediamo. Il partito dei diritti. Più Europa con Emma Bonino ha presentato i suoi candidati. La lista fa della affidabilità dell'esponente radicale il suo punto di forza. Questo in sintesi il programma del partito. I diritti accompagnati ai doveri. Non solo diritti ma anche più doveri, dobbiamo rispettare i diritti e andare avanti sulla strada dei registri comunali, delle attribuzioni anticipate di trattamento, dobbiamo andare avanti sulle unioni civili ed effettuarle davvero nei comuni e nel territorio, dobbiamo andare avanti sul discorso del matrimonio egualitario, sulle adozioni, quindi riformare il diritto di famiglia in questo senso, la cannabis per la salute, per le persone malate. La cannabis va legalizzata per andare anche contro le mafie e siamo per un'immigrazione che venga davvero integrata, perché qua nel Veneto c'è un esempio di buona integrazione e bisogna smetterla con questa paura e del discorso dell'invasione e capire che gli immigrati si possono integrare. I giovani fanno parte di questa lista, i giovani trentenni che sono già europei di fatto. Emma Bonino è candidata in Veneto nel collegio Senato 1, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo. Manifestazione per il diritto alla casa davanti al Comune di Padova per candidati e simpatizzanti di Potere al Popolo. Basta gente senza casa, basta case senza gente. Simpatizzanti e candidati di Potere al Popolo alle elezioni del 4 marzo manifestano davanti alla sede del Comune di Padova. Pochi ne parlano e la denuncia, ma nel nostro paese 160.000 famiglie vivono sotto sfratto, 650.000 sono in attesa di un alloggio popolare, mentre milioni di case rimangono vuote. Uno che perde il lavoro non è giusto che viene sfrattato perché non ce la fa a pagare l'affitto. Sua colpa. Non ha nessuna colpa perché ha perso il lavoro, non ce la fa. Il stipendio non le basta per pagare i affitto, i cibo, i medicine. La proposta è un piano straordinario per la messa a disposizione di 1 milione di alloggi sociali in 10 anni, ma più in generale affermano il contrasto ad una drammatica disuguaglianza sociale. Ho conosciuto una pensionata che mi diceva: o pago l'affitto
o mi compro una medicina, se lei non compra la medicina va a buttarsi dalle scale. Questo è, siamo in queste condizioni. Scandalo PFAS, l'attenzione resta alta questa mattina, manifestazione davanti alla Mitteni di Trissino, si chiede a gran voce la bonifica dei terreni e che chi ha inquinato paghi. Attirare l'attenzione su questo grave inquinamento, da FAS e non solo da FAS. Chi inquina paga. Lo scandalo PFAS continua a tenere accesi gli animi, alzate le antenne. Davanti all'azienda Mitteni di Trissino in mattinata un'altra protesta, questa volta firmata dai pentastellati, per puntare il dito direttamente alla questione bonifica e costi. Vogliamo che tutti i costi di bonifica vengano messi in carico a chi ha inquinato, una questione logica e normale, invece purtroppo lo stiamo pagando con le nostre tasse e nei costi della bolletta. La salute è di tutti, non ha un colore politico, ma noi siamo qua oggi a manifestarlo, loro lo faranno. Megafono, striscioni e slogan, ma è stata una pacifica manifestazione per fornire appoggio ai lavoratori dell'azienda e a tutti i cittadini veneti contaminati da PFAS. Gli interventi della Regione hanno portato a livello PFAS 0 gli acquedotti, ma ora si attende che l'azienda bonifichi i terreni contaminati da molte altre sostanze, spiegano. Chiediamo a gran voce la bonifica di questo sito. Chi inquina paga, deve intervenire per garantire la salubrità. Dopo 5 anni che abbiamo sollevato questo caso, dopo 6 esposti, dopo una legge per impedire che continuassero a sversare, siamo ancora punto a capo. Immobilismo totale della politica, della burocrazia e purtroppo anche una lenta magistratura. L'altra novità di alcuni giorni fa è invece emersa durante 2 incontri in cui si sono potuti confrontare il Ministero dell'Ambiente, la Regione e una rappresentanza dei genitori no PFAS. Da Roma potrebbe giungere la nomina di un commissario straordinario insieme alla proclamazione dello stato d'emergenza. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Venezia con la vicenda di un netturbino minacciato in centro storico a Venezia con un coltello da parte di un residente dopo il suo rifiuto a raccogliere del materiale ingombrante. È stato lo stesso operatore ecologico a chiamare la polizia raccontando di essere stato ingiuriato e minacciato con un grosso coltello da un residente della zona poiché si era rifiutato di ritirare del materiale di notevoli dimensioni. Come da disposizione dell'azienda per la quale lavora, lo spazzino non poteva raccogliere oggetti considerati rifiuti speciali perché di dimensioni elevate, ma a nulla sono valse le sue giustificazioni. Infatti l'uomo ha minacciato l'operaio con un grosso coltello da cucina. Solo il buon senso della vittima nell'assecondarlo ha fatto sì che non vi fossero conseguenze peggiori. L'uomo è stato quindi denunciato per minaccia aggravata. Oggi la giornata del ricordo, quella delle foibe e degli esuli istriano-dalmati, è una ferita ancora aperta a Marghera, dove una folla commossa ha partecipato alle celebrazioni. Vediamo. Siamo saliti sulla nave bianca come l'inizio di un'avventura, con una goccia di speranza, dicevi non aver paura. Attraverso le canzoni una storia che viene tramandata di generazione in generazione, perché chi non ha vissuto quelle tragiche giornate possa essere comunque in grado di ricordarle. Per questo, più ancora di quella delle numerose autorità, è importante la presenza dei bambini all'annuale cerimonia di deposizione della corona d'alloro sul cippo che ricorda la tragedia delle foibe nella piazza di Marghera dedicata ai martiri istriani, giuliani e dalmati. Ricorre quest'anno il quindicennale dell'intitolazione della piazza, che risale al 2003, un anno prima della legge nazionale che tardivamente istituiva il giorno del ricordo il 10 febbraio di ogni anno. Quella memoria a lungo soppressa in altre parti del paese non è mai venuta meno a Venezia, città storicamente e linguisticamente legata all'Istria, per secoli parte importante del territorio della Serenissima e per questo scelta come nuova casa da migliaia di esuli. Venezia è una sorta di capitale storica e culturale di quei territori, quindi ci sono tanti legami
tra Venezia, tra una sponda e l'altra dell'Adriatico in fondo, perché Venezia è sempre stata madre di quei territori e quindi tanti esuli hanno ritenuto opportuno tornare alle loro radici storiche, anche proprio dal punto di vista dialettale e linguistico. Molti di loro sono ancora qui ed erano presenti alla cerimonia per affidare alle generazioni future i loro ricordi. Ascoltememi, Novare Ciacco e Ghevole sì, i nostri fiori, Zade capì, pasta e fasioi, ma sempre sì. Ed ora abbiamo un aggiornamento con un'agenzia appena battuta relativamente alla questione dei vaccini. Abbiamo aperto il nostro telegiornale appunto con il report della regione del Veneto e con questo trend di vaccinazioni in crescita costante nella nostra regione, pur restando ancora 21.000 tra bimbi e ragazzi che non sono ancora stati sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie. Ebbene, poco fa il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha affermato che non sarà concessa nessuna proroga per la vaccinazione dei bambini iscritti a scuola ad un mese esatto da quella che è stata definita la deadline. Quindi il ministro ribadisce con fermezza la posizione del governo: entro il 10 di marzo bisognerà procedere con le vaccinazioni per gli iscritti alla scuola dell'obbligo. I genitori che non lo faranno saranno soggetti a sanzione, così come previsto dalla legge. Questa quindi è l'ultima notizia in merito. Cambiamo ora argomento, andiamo a Villorba, perché questa mattina è arrivato in paese un taxi davvero particolare. Alla guida una signora diventata la zia di tanti bambini che hanno affrontato storie di malattia e di dolore. Io ti racconto una storia: ho perso il mio compagno per un cancro, ho visto morire tanti bambini, posso venire a condividere il dolore di tua figlia? Posso venire a diventare zia nella vostra vita? Questo voglio fare. Si racconta così Caterina Bellandi, al secolo la zia che guida il taxi dell'amore, a chi gli chiede il perché di questa sua missione. Perché il suo Milano 25, taxi regolarmente registrato in comune a Firenze, è il simbolo di un tunnel di disperazione superato con l'amore verso i più piccoli. Il mio amore era un tassista e quando prima di morire mi ha detto: tu sarai me, sarai Milano 25, era una sigla, era anche niente, per me era un numero da giocare all'8. E adesso è tutta la mia vita. Così Caterina ha fatto di questo taxi il simbolo della condivisione dei momenti difficili delle vite di tanti bambini, ma anche di tantissimi genitori. Una missione benedetta da Papa Francesco e condivisa da nomi dello spettacolo come Giovannotti. Un taxi coloratissimo che ha e sta facendo parlare il mondo per un impegno che oggi ha ricevuto il sostegno dei ragazzi della scuola media di Lancenigo. Per lei? Grazie. Ma siete bellissimi. Denaro che non servirà però al taxi, ma ad altri bambini. I bambini fanno il controllo dei guariti quando hanno gli osteosarcomi, che per esempio guariscono per 10 anni. Vengono a Firenze a fare i controlli e lasciano la scuola, serviranno per aiutarli nel recupero delle ore perse, magari per un insegnante, serviranno per mangiare una pizza in più, serviranno per investire bene la loro nuova e futura vita. Così anche la consegna di una raccolta fondi fatta col cuore è diventata una lezione sulla condivisione dei momenti bui della vita. La compassione è proprio, non è pietà, non mi fa dispiacere vedere che stai male, ma mi fa gioia compatire, patire con te e quindi condividere. È proprio differente come concetto e mi piace che i ragazzi lo abbiano chiaro, perché fare questo significa migliorare se stessi e migliorare la società intorno a noi. Grazie. Ed ora la pagina dedicata al carnevale, andiamo in terraferma con la sfilata dei carri a Marghera. A sfilare in primo piano le buone notizie con il tema dell'autonomia del Veneto. E quindi la Serenissima ci sta benissimo, perché prossimamente andiamo verso il Friuli, quindi portiamo alta la bandiera.
E poi le bad news, le cattive notizie, con uno dei disastri di punta del nostro territorio, la catastrofe Banche Venete. Il carro si chiama "Nonostante ciò rimaniamo a galla", noi italiani, perché annaspiamo. E tra gli eventi tanto attesi del carnevale veneziano, tra stelle filanti, coriandoli, mascherine, balli e musica, come da tradizione tra le vie di Marghera, in scena nel pomeriggio la Gran Parata. Ma vai un po' fuori tempo, può essere, ma a carnevale ci sta tutto, no? Ben 14 carri mascherati in sfilamento, animati da figuranti vestiti a tema. C'è i dogi, ci sono i dedame, ci sono il ponte di Rialto. Carnevale in piena sicurezza. Proprio bello perché è pieno di allegria, una buonissima organizzazione, in sicurezza, ci sentiamo proprio coccolati da tutti. Parenti di Prugnaro? No. Sicura? Per ora no. Quante ore di prova per questo balletto? Di tutti quanti, abbiamo incominciato ancora a novembre. Si trasportano pesciolini, siamo un pezzo di mare. Non si sa più che pesci prendere. Esatto, non sappiamo più che pesci pigliare. Salute, i soldi non contano se non c'è la salute. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi in chiusura, come sempre uno sguardo al meteo per domani. Buona serata a tutti. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una domenica in compagnia del bel tempo sul Triveneto, ci attende dunque una giornata all'insegna del sole sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio dell'11 febbraio. Sul Veneto locali foschie, nebbie e nubi basse al mattino sulle pianure meridionali, ma rasserenerà presto. Ampio soleggiamento altrove con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra -3 e 1 grado circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui bel tempo, ma con locali foschie e nubi basse al mattino sul Pordenonese in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento sui restanti settori della nostra regione con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 6 e 8 gradi, valori minimi tra -2 e -1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia molto la situazione rispetto ai giorni scorsi, sarà una bella giornata caratterizzata dal sole un po' ovunque. Il cielo si presenterà poco nuvoloso ma con locali addensamenti sui settori alpini di confine. Temperature massime tra 8 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.